Ben ritrovate e ben ritrovati, rieccoci insieme per una puntata di 7 in punto, il nostro consueto momento di approfondimento. Questa mattina parliamo di sicurezza e lo facciamo con una persona, come si dice, che se ne intende. Andiamo subito a salutarlo e a ringraziarlo per essere con noi. Si tratta di Marco Zanchin, responsabile dell'area sicurezza di Newco, una realtà che adesso andremo ad analizzare, appartiene sia alla realtà industriale di Padova, Assindustria Veneto Centro. Sapete, adesso è stata creata la fusione tra Un'Industria Padova e gli industriali di Treviso e Confindustria Vicenza. Buongiorno a lei, dottor Zanchin. Buongiorno Roberto, grazie per avermi invitato. Grazie di essere con noi, avremo tantissime cose di cui parlare. Anzitutto il titolo di questa trasmissione, ci siamo permessi di chiamarla Siamo sicuri col punto di domanda. Questo punto di domanda quanto grande ancora è? Nel senso, i problemi della sicurezza quanto ancora sono da affrontare e da risolvere? E non abbiamo mai finito di affrontare i problemi della sicurezza, però passi avanti ne abbiamo fatti parecchi. Diciamo che se partiamo da un'analisi dei dati che abbiamo a disposizione, vediamo tendenzialmente che negli ultimi anni il numero di infortuni che accadono nei luoghi di lavoro, ma anche al di fuori dei luoghi di lavoro, è in costante diminuzione. Quindi negli ultimi 5, 6, 7 anni il numero di infortuni scende continuamente. Scende però per qualcuno in maniera non, diciamo, adeguata, perché la discesa, a dir la verità, è lenta. Non è una discesa, diciamo, di tipo molto precipitosa, è una discesa molto lenta. Calano, ma in maniera troppo forse lenta. Quindi continuano a accadere infortuni, però ne accadono sempre di meno. Purtroppo ci sono degli anni, come è stato il 2018, in cui una serie di infortuni, che sono quelli mortali, hanno avuto una cosiddetta recrudescenza, cioè c'è stato un periodo, in particolare il 2018, in cui nel Veneto gli incidenti mortali sono aumentati rispetto all'anno precedente. Tuttavia, se guardiamo sempre in termini di lungo periodo, degli ultimi 5 anni, anche questo tipo di infortuni, pur in maniera molto lenta, un po' si è ridotto. Diciamo è frutto anche del vostro lavoro, nel senso di chi si occupa di sicurezza. Ovviamente immaginiamo che non abbiate messo in preventivo di risolvere, appunto, cioè questo punto di domanda purtroppo resta sempre. Sta a voi e a noi, nel senso alla classe lavoratrice, contribuire, ecco, diciamo, a ridurre le proporzioni di questa incognita. Sì, diciamo che l'impegno che noi come società di Confindustria, ma anche delle aziende, perché noi seguiamo principalmente aziende del settore manifatturiero, per qualcuno magari forse non è stato diciamo, premiato in maniera adeguata, anche se qui abbiamo diciamo, delle varie situazioni. Abbiamo delle aziende in cui ci sono giornate, anni addirittura senza incidenti sul lavoro, e ci sono realtà in cui purtroppo la situazione non migliora e quindi continuano ad accadere incidenti. Non è facile neanche dare una spiegazione generale su questo, bisogna analizzare caso per caso. Tuttavia il nostro impegno rimane in questi termini, perché vediamo che non solo noi ma anche le altre istituzioni, a partire dalla Regione Veneto, che nel corso del 2018 ha fatto dei piani proprio strategici per abbassare il numero degli incidenti, a partire dagli SPISAL, che sono gli organi di controllo che sono sparsi nella Regione, che sono dei partner, non sono quelli che ci controllano, sono dei partner, sono diventati dei partner tecnici sui quali noi diciamo, collaboriamo anche in maniera fattiva, perché l'obiettivo è comune, è quello di diminuire infortuni e malattie. Marco Zanchin come responsabile dell'area sicurezza di Newco. Newco è questa società di formazione, ecco, per risolvere in poche parole, di Un'Industria Padova, che appunto ora è associata a Veneto Centro e Confindustria Vicenza. Dicevamo, Marco Zanchin, il dottor Zanchin, è abituato a insegnare, nel senso lei è abituato a parlare di sicurezza, ed è cambiato qualcosa anche nel trasmettere il concetto di sicurezza in pratica. Gliela faccio molto breve. Fino a poco tempo fa si diceva: mamma mia, dobbiamo fare il corso di aggiornamento in sicurezza. Che barba, per non usare termini ovviamente più pesanti. Adesso invece anche da parte della comunicazione si è cercato di rendere i concetti chiari, ma anche che abbiano migliore presa, se non andiamo errati. Ma è assolutamente vero, nel senso che
i corsi in materia di sicurezza sono nati circa 20 anni fa, con la famosa 626, non so se lei aveva qualche idea, la 626 Beghelli era quella luce di emergenza costruita dalla Beghelli, non faccio pubblicità, perché vabbè. comunque diciamo, nacquero con quella legge. All'epoca le novità comunicative più innovative erano le slide al posto dei lucidi sulla lavagna luminosa. Oggi già proporre slide con delle parole diventa un problema, quindi i nostri diciamo, tecnici che vanno nelle aziende o svolgono presso le nostre sedi i corsi di formazione utilizzano i sistemi cosiddetti multimediali, utilizzano i video, utilizzano diciamo, gli strumenti anche pratici per mostrare come si usa un dispositivo di protezione, una cuffia, un elmetto. Non è che si fa vedere la foto, lo si porta davanti e lo si fa indossare. La cosa più bella è che in alcuni corsi si prova anche diciamo, praticamente l'uso dei dispositivi. Riusciamo per esempio a provare le cinture di sicurezza, i dispositivi, quelli che imbragano le persone calandole dall'alto, e quindi le persone si sentono sospese nel vuoto. Sentirsi sospesi nel vuoto è una cosa diversa che vedere uno che si sospende nel vuoto, giusto? Quindi c'è un'esperienza personale. Lo facciamo anche per i lavoratori cosiddetti d'ufficio, con delle attività che possono essere di natura quasi pratica, legate per esempio all'ergonomia. Dicevamo prima in che sedie siamo seduti e quindi conoscere anche la postura idonea per poter diciamo, lavorare molte ore seduti correttamente e non avere mal di schiena. Al di là dei corsi dove vengono mostrate le cose, i nostri docenti che hanno fatto esperienze anche all'università in tal senso propongono delle attività motorie, non dico da palestra, ma però per qualche azienda abbiamo strutturato una stanza con dei tappetini e prendiamo a piccoli gruppi le persone e gli facciamo fare esercizi di decompressione della schiena. Lei capisce che non è proprio come ascoltare uno che parla seduto davanti a una slide, e abbiamo avuto degli ottimi diciamo, riscontri in tal senso. Chi le parla le riporta l'esperienza diretta di questa azienda nella quale sono dislocati i nostri studi. Noi siamo in un edificio alle porte di Padova di 2 piani. Noi, diciamo con frequenza semestrale, facciamo le prove di evacuazione. Essendo 2 piani, ovviamente ci sono le persone all'ultimo piano che scendono, si crea insomma una colonna di persone che ordinatamente evacua dall'edificio. Cioè anche questo è un modo non solo di coinvolgere, ma anche di correttamente istruire le persone a quelle che possono essere situazioni di emergenza, un principio di incendio. Ovviamente può capitare, con tutti i materiali con cui abbiamo a che fare, una scintilla e può succedere. Però vede che questo è un qualcosa che una volta non c'era. No. E lo vede che nelle scuole queste cose cominciano adesso a essere applicate. Lei immagini un'evacuazione in una scuola 10-15 anni fa, quando non si sapeva neanche cosa fare. Adesso le cose stanno cambiando, quindi la situazione è comunque in costante progresso ed evoluzione. Che i progressi però si possano ancora raggiungere per avere comunque una diminuzione ulteriore di incidenti, c'è ancora strada da fare, quindi siamo a 3/4 della strada. Verrebbe, come dire, da aprire e chiudere velocemente una parentesi a proposito di quello che lei ha detto, con le scuole che abbiamo in Italia, proprio a livello di strutture, cioè abbiamo tanti edifici fatiscenti, vabbè, insomma, aperta e chiusa, forse non è questa la sede, però parliamo di sicurezza. No? Diciamo che nel Veneto la situazione rispetto a altre parti d'Italia tutto sommato è fortunatamente. Ecco, nel mio comune dove abito hanno inserito in programmazione e hanno già cominciato a effettuare i miglioramenti antisismici. È sicurezza anche quella. Ecco, è importante pensare che anche nelle case si arrivi a questo tipo di ragionamento. Purtroppo, e questo me lo dicono colleghi diciamo ingegneri che operano nel campo dell'edilizia, c'è ancora quella visione di vedere una casa dal punto di vista estetico e quindi si investe molto di più nella piastrella firmata che nel miglioramento antisismico nel caso dovesse succedere un terremoto. È un tema di cultura, no?
da questo punto di vista. Sì, anche perché per esperienza diretta abbiamo visto che anche le nostre aree non sono, come dire, così lontane dalle conseguenze di un terremoto, insomma, purtroppo. Abbiamo verificato di persona, nelle nostre case anche sono apparse delle crepe che qualcuno si domandava cosa fosse, l'esito di scosse che ci sono state negli scorsi anni. È molto interessante anche pensare a quello che è l'e-learning, cioè l'insegnamento in rete. L'e-learning io ritengo sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro una possibilità molto diffusa per il futuro. Oggi esistono dei corsi in e-learning, però dal mio punto di vista, questo esprimo un punto di vista personale, non siamo ancora arrivati a un livello per cui l'e-learning diventa interessante anche nella fruizione da parte della persona. Noi cerchiamo con i nostri corsi di porre un accento anche alla modalità con cui l'e-learning viene erogato. Però devo dire che sul mercato esiste un po' di tutto e quindi invito le persone a usarla come modalità scegliendo bene quelle che sono le proposte. Teniamo conto che però l'e-learning dà una grande facilità perché uno lo fa quando vuole, da qualsiasi posto di lavoro o addirittura anche da casa, un po' come lo smart working. Diciamo, stiamo andando in quella direzione. Sì, stiamo andando in quella direzione, però crediamo che la sua osservazione sia pertinente. Adesso, per carità, non vorremmo dire delle banalità più banali di quelle che tante volte riferiamo, ma effettivamente la rete è uno strumento fondamentale. Però di fronte a certe tematiche, a certe problematiche, l'approccio alla rete magari, non so, deve contemplare una fase, diciamo, anticipatrice che può venire da un corso, può venire dalla relazione con l'insegnante, con la persona edotta in questi temi. Cioè andare già informati, già, come si dice, già istruiti. Sì, ma soprattutto, e questo diciamo, sconta il fatto che l'e-learning è ancora un terreno un po' vergine comunque rispetto a altre aree d'Europa o del mondo. In materia di sicurezza io ho visto dei cosiddetti demo, no, di corsi e-learning in cui c'è la persona che parla davanti a un video e tu devi ascoltarlo. Ritengo che non duri un discente più di 5 minuti ad ascoltare. Ho visto delle lezioni e-learning in cui viene mostrato il modo con cui si taglia correttamente una bistecca, senza farsi del male, con dei coltelli. Però è frutto di una progettazione, di un pensiero, una progettazione, di un diciamo, utilizzo delle tecnologie e anche di una comunicazione adeguata, in modo tale che un manuale d'uso che una volta si trovava da leggere, oggi e domani si troverà da guardare, trovando già le risposte e gli esempi, quindi io ritengo che è su quel tema che si deve insistere. No, pazzesco, diciamo pazzesco perché tagliare la bistecca, effettivamente la maggior parte degli infortuni più gravi avviene tra le mura domestiche, per cui insomma ne prendiamo atto effettivamente. Noi vorremmo con il nostro ospite di questa mattina parlare del materiale con cui preziosamente è venuto nei nostri studi, perché lei, dottor Zanchin, ha dei dati di riferimento, crediamo, molto importanti. È vero, ve lo riferirà il dottor Zanchin. Non ci sarà da addormentarsi perché sono dati, crediamo, molto significativi, perché riferiti anche a determinate fasce, no, della popolazione, i giovani. Sì, per carità, questi dati sono classicamente reperibili, no, dalle fonti informative ufficiali. Non ho fatto altro che utilizzare la rete degli SPISAL del Veneto per i dati del Veneto, che sono quelli che dal mio punto di vista sono quelli della nostra realtà, e abbiamo un confronto comunque con i dati nazionali. Per dare dei numeri macro, sappiamo che in Italia ogni anno accadono circa 900.000, 1 milione di infortuni sul lavoro, ma anche infortuni leggerissimi. Ecco. Parallelamente in Italia abbiamo circa un 10 volte meno di malattie professionali. Sappiamo che l'infortunio è l'evento lesivo
accaduto per una causa immediata, la malattia invece è qualcosa che si produce nel corpo della persona a seguito dell'esposizione a dei parametri, degli agenti chimici, fattori, il rumore, anche il famoso problema dell'ergonomia del braccio. Cos'è il tunnel carpale? La sindrome di tunnel carpale tipica di chi lavora al computer. Quindi il rapporto di 1 a 10. Tendenzialmente uno dice quindi sono più pericolosi gli infortuni rispetto alle malattie. Io dico esattamente il contrario. Perché? Perché la causa dell'infortunio è una causa quasi sempre visibile, accertata e si può prevedere per la successiva fase. La causa della malattia probabilmente si scopre quando la malattia è già in atto. Certo. Pensi per esempio a quello che è successo per quelli che si sono ammalati con l'esposizione alle fibre d'amianto. Certo. L'abbiamo scoperto 30 anni dopo. Certo. Chiaramente tutti quelli che erano esposti nei 30 anni precedenti se lo sono, sorbito per un'età. Quindi bisogna stare molto più attenti per il futuro nel tema malattie professionali. Sugli infortuni, pur avendo dei numeri molto elevati, abbiamo fatto passi molto, molto importanti. Perché? Perché, e qui vado nel Veneto, perché conosco il Veneto io come realtà, credo che tutti quelli che lavorano nelle imprese hanno visto che negli anni si è passati da macchine che non erano protette a macchine che sono protette, si è passati da sollevare pesi di 100, di 50 kg ogni giorno spaccandosi la schiena ad avere dei sollevatori automatici che ti portano su il peso senza nessun problema. Quindi passi avanti nelle imprese e anche nella collettività, dico, ne sono stati fatti parecchi. Lei pensi per esempio al tema legato agli incidenti stradali. Le faccio un esempio velocissimo. Il casco per coloro che portano il motorino o la moto. Chiaramente chi usa la moto e va a 250 all'ora e si schianta su per il costo, il casco non può farci nulla. Si disintegra tutto, no, purtroppo. Ma tutti coloro che in città cadono perché c'è un micro incidente a 20 e 30 all'ora e che prima senza casco restavano a volte paralizzati, oggi ricevono delle lesioni minime perché proteggono la testa. Sì. Io stesso sono caduto da bicicletta in una discesa piena di gaino, ho battuto la testa all'indietro, ho rotto il casco, però la testa me la sono salvata. Lei capisce che l'uso dei dispositivi di protezione individuale non è così diffuso, ma la cultura dell'uso è molto migliorata negli ultimi anni. I giovani, per esempio, sono molto più propensi all'uso dei dispositivi di protezione individuale girando per le strade. Noi, un po' meno giovani, come si dice, diversamente giovani, abbiamo fatto più fatica. I miei genitori, io mi ricordo mio suocero, non voleva usare la cintura di sicurezza dell'auto, non ne voleva sapere. Lei capisce che proprio per questo motivo i dati che abbiamo, parlo del Veneto in questo momento, sulla differenza dei mortali purtroppo per classi d'età, vedono che sopra i 40 anni c'è più del 50% di persone che ci hanno lasciato le penne, sopra i 60 anni. Lei pensi a una parte di persone che lavorano nell'agricoltura che si ribalta con il trattore. Sì. È uno dei casi più frequenti di infortunio mortale nel Veneto. È vero che abbiamo le colline, però ciò non giustifica il fatto che ci siano così tanti morti nell'uso di questo tipo di attrezzature. No? Lei ha usato il termine cultura. Secondo noi cultura è anche una persona che è da più di 20 anni, 25 anni che fa lo stesso lavoro, che non ha la presunzione di dire io ormai con tutti gli anni che faccio questo lavoro cosa volete che mi succeda. Per quello lei stesso lo ha testimoniato con la statistica. Ma questo non riguarda purtroppo solo la sicurezza. No. In questo momento c'è tutta una fascia di popolazione che forse non si è ancora reso conto che quello che noi faremo fra 10 anni è tutto diverso da quello che stiamo facendo adesso. E questo i giovani probabilmente si adeguano perché sono più flessibili. Quelli che hanno una certa età lo stanno facendo con maggior fatica. E questo quindi non è solo un problema di sicurezza, è un problema un po' di tutta la popolazione in tal senso. Bisogna abituarsi
a vedere la sicurezza, ma anche i cambiamenti che ci aspettano, in senso positivo e anche in senso migliorativo. C'è una parte di persone che vede che il futuro è tutto peggio, che una volta si stava meglio, che una volta era tutto più sano, più bello di adesso. Potrebbero anche avere ragione, però guardiamo anche ai vari passi avanti che abbiamo fatto negli anni. Dottor Zanchino, allora noi vogliamo fare, come si dice, gli avvocati del diavolo. Bene. Una volta non c'erano gli smartphone. Cioè anche nei luoghi di lavoro le persone che stanno eseguendo una mansione hanno magari lo sguardo allo smartphone e magari col, non so, il carrello elevatore travolgono un collega. Adesso per carità ci può essere stata la volta in cui è successo, non è sempre detto, però diciamo attenzione anche a quando usare lo strumento, non vogliamo fare i bacchettoni, no, come si dice però. Beh, chiaramente non si possono usare strumenti che distraggono nel luogo di lavoro finché si svolge una mansione magari con un mezzo in movimento. Però io le posso proporre una soluzione anche a questo tema. Si sta andando nella gestione della movimentazione delle merci sempre più verso un'automazione. Sì. Un'automazione dove la persona comunque guida lo strumento, però potrebbe essere che, e l'ho visto in qualche fiera e non è proprio così lontano dalla realtà, che il carrello interagisce così in maniera digitale con le altre persone che sono presenti, che quando si avvicina a qualcosa che è identificato come un corpo umano frena da solo. Quindi se io sono sul carrello e sto guidando e mi distraggo, non importa se non vedo il mio collega di fianco, perché il carrello stesso sente la presenza della persona e si autolimita nella velocità. Non siamo lontani da questo tipo, è solo una questione di investimento da parte delle imprese, perché le tecnologie in questo momento ci stanno aiutando molto. No, ma lei pensi, proprio anche dalla sua esperienza, cioè come la tecnologia anche ci condizioni, perché sì, voglio dire, lo smartphone fino a qualche anno fa, adesso non sappiamo chi recentemente alla TV abbia detto è come se fossimo tutti inchinati davanti a un'autorità suprema che si chiama smartphone. Ecco, questo è il problema della cultura, cioè la tecnologia aiuta ma non può sostituire la persona. La persona comunque deve avere la capacità di decidere. Però aiuta, pensiamo alla guida autonoma sulle autostrade, anche questo abbiamo visto per certe auto è stato qualche problema, la Tesla ha avuto qualche problema con la guida autonoma, qualcuno si è schiantato con il palo in faccia, quindi non siamo ancora pronti, però abbiamo degli strumenti che ci possono aiutare molto nel migliorare la sicurezza, occorre usarli nella giusta maniera. Dal punto di vista della sua esperienza, l'orientamento generale delle aziende a questo punto per investire in sicurezza esiste o c'è ancora qualche perplessità? Lei dirà, dipende dai casi. Beh, io sono fiducioso, io vedo comunque che anche quelle aziende che negli anni passati vedevano l'applicazione delle normative in materia di sicurezza come un fardello, come una burocrazia, una carta, se vengono sensibilizzate nella maniera giusta, probabilmente capiscono che non è solo un tema di rispetto della normativa, ma è anche un tema per attrarre, e non lo nego, le migliori professionalità. Qual è il lavoratore che andrebbe a lavorare in un'azienda in cui non c'è aria condizionata, in cui le sedie sono di legno? Le aziende devono attrarre le persone e fornire per esempio ambienti di lavoro comodi e confortevoli, devono garantire un rispetto della normativa e anche qualcosa in più ai lavoratori e quindi il lavoratore che potrebbe scegliere, sceglierà sempre quell'azienda dove ha le condizioni di lavoro più idonee, più rilassanti. Secondo me un'azienda che pensa al futuro fa questo tipo di ragionamento. Un'azienda che in questo momento pensa magari a altri problemi, chiaramente fa più fatica. Per carità, la crisi, poi con i dati resi noti proprio in questi giorni dell'industria che si stava riprendendo invece è tornata indietro, vabbè, ma questi purtroppo sono processi a cui dovremo farci il callo dopo quello che è successo nel 2008. Più che altro è molto interessante quello che lei ha spiegato in termini di sicurezza, non soltanto nei casi più clamorosi, appunto della persona che abbia a che fare con delle apparecchiature semoventi o moventi, ma anche proprio
glielo dice una persona come il sottoscritto che alle volte si rivede in qualche trasmissione, si vede tutto storto, messo male, cioè la postura. Ci ritroviamo magari dopo 20 anni che facciamo un lavoro di un certo tipo a camminare così, cioè ad assumere veramente quelle impostazioni del corpo che non vanno. Roberto, io le dico, sono... parafrasando il dialetto, lo scarparo che va via con le scarpe rotte, perché nella mia personale postura l'uso delle gambe accavallate è molto frequente. Questo negli anni... Non le ha accavallate adesso? No, però lo faccio spesso. Questo negli anni, lo posso confermare con le radiografie, mi ha portato a 2 hernie alla schiena. Di conseguenza non sono quello più idoneo per poterle insegnare come esempio. Però le dico, una corretta postura nel luogo di lavoro è molto utile. Ecco, no, come vede, sì, perché c'è magari non so, la tendenza a spostarsi da una parte all'altra, poi sa, in questi ultimi anni anche le figure televisive di primo piano assumevano delle posture che ci ricordiamo, certe un po' aggressive anche. Insomma, anche un po' aggressive, sì, no? esatto, portate quasi ad aggredire lo schermo, ad abbracciarlo. Vabbè, sì. insomma, questi sono atteggiamenti magari... Però uno le paga nel corso degli anni. Ecco la differenza fra la cosiddetta malattia e l'incidente sul lavoro. L'incidente sul lavoro ha una causa violenta, trovata la causa si risolve abbastanza facile. C'è sempre il tema comportamento da valutare, se vuole possiamo parlarne, ma la malattia è quella più subdola. Io continuo a dire nei corsi per i nuovi tecnici che diventano i responsabili della sicurezza delle imprese che il futuro è per esempio nella conoscenza dei prodotti chimici che entrano all'interno delle imprese, perché sta arrivando purtroppo di tutto. Bisogna sapere con che tipo di prodotti si ha a che fare. Una questione che volevo esporle era la presenza massiccia di persone non italiane, per cui anche la difficoltà della comunicazione alle volte è anche proprio solamente linguistica. Magari ci sono certe... Oddio, uso il termine etnie, non è tanto bello e so che a casa magari non è molto apprezzato, ma ci sono, non so, persone che provengono dall'area dei Balcani che magari hanno più facilità ad apprendere l'italiano, altre tipo Estremo Oriente o anche Sri Lanka in cui c'è più difficoltà, per cui magari può risultare difficile comunicare una certa indicazione, magari parlando come stiamo parlando noi due. Devo dirle che i dati sugli incidenti, sugli infortuni non apprezzano in maniera diciamo così importante la differenza di lingua e di nazionalità. Occorre dire un'altra cosa, credo che la grossa immigrazione, qui parlo del Veneto chiaramente, l'abbiamo avuta negli anni 90. In questo momento non c'è questo grande ricambio di persone che non conoscono l'italiano. Devo dirle che comunque si può anche ovviare a questo tema, proprio lavorando sui modi con cui si fa la formazione. Cioè io non posso mostrare a un operatore diciamo che viene da un altro paese una slide con delle parole, devo mostrare delle immagini, devo far vedere delle cose, quindi l'utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione, video in primis, è fondamentale per spiegare a una persona come fare una cosa, giusto? E siccome è anche più semplice rispetto al passato, a fare i video, come dicevamo prima, ritengo che anche all'interno delle aziende per fare comunicare sicurezza il video possa essere utilizzato in maniera anche superiore rispetto a quanto è fatto oggi. I proclami alle volte sono, diciamo, vento che passa. Le chiediamo di concludere questa nostra piacevole conversazione con un appello, cioè rivolgersi ai lavoratori dicendo la sicurezza è sempre comunque importante. Vabbè, lo diciamo a lei. Sa, alcuni lavoratori, devo dire non tutti, anzi soprattutto i giovani sono molto consci del fatto che migliorano la loro situazione. Io faccio un esempio classico relativo al fatto che in passato, quando facevamo i corsi per addetti al primo soccorso, le persone erano titubanti nel partecipare pensando ma se poi faccio male alla persona qua e là, cioè vedevano il corso come un aumento di responsabilità. Quando invece abbiamo spiegato loro che guardi che lei le sue pratiche di primo soccorso avrà molta più possibilità di usarle in casa rispetto che in azienda, e quindi se trova un bambino che ha il boccone che gli va di traverso, come agisce? Come agisce? Se fa un corso primo soccorso magari riesce a salvare suo figlio, quindi lo faccia, e ho visto, devo dire, e sono fiducioso, una maggior partecipazione rispetto al passato, quindi
quello che forse manca a qualche lavoratore è poi la costanza del comportamento nei mesi, nel periodo successivo. Ma l'attenzione comunque c'è, io sono fiducioso su questo. Grazie a Marco Zanchin, responsabile dell'area sicurezza di Niuco, società di formazione di Un'Industria Padova che ora fa parte di Assindustria Veneto Centro, e Confindustria Vicenza. Buon lavoro. Grazie a lei. Grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito. 7 in punto si riproporrà come di consueto nei prossimi giorni. Arrivederci e buona giornata.